Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'appuntamento della domenica dedicato al calcio, in particolare alle partite dell'Udinese. Si gioca in questo momento il 26esimo minuto della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma tra la formazione capitolina giallorossa e le zebrette. Il risultato vede perfetta parità 1-1. Le reti sono state messe a segno al 20esimo del primo tempo, di testa da Mancini per la Roma, che ha saputo sfruttare bene una punizione calciata da Dybala e infilare Silvestri. La Roma ha avuto altre occasioni per poter raddoppiare, ma la difesa friulana ha chiuso bene. Un primo tempo, diciamo così, di marca giallorossa. Nella ripresa qualcosa si è visto, qualcosa si è mosso in positivo per l'Udinese, e al 13esimo è arrivato il pareggio, grazie anche in questo caso a un colpo di testa da parte di Thauvin, che ha anticipato la difesa avversaria e ha infilato Rui Patricio per il gol del pareggio per l'1-1 su cross di Ebosel. Dunque Enzo Cataruzzi, ti passo subito la parola per quanto riguarda invece quello che hai visto tu dal tuo monitor di servizio dopo i primi 72 minuti di gioco di Roma-Udinese. A te la linea. Ecco, buonasera a tutti, ciao Omar. Dunque la squadra di Cioffi non è riuscita nel primo tempo a produrre praticamente nessuna occasione da rete. L'unica conclusione, come abbiamo visto, è stato un tiro di successo terminato a lato. Diciamo che la Roma negli spogliatoi è andata in vantaggio con l'1-0 grazie, come dicevi tu, alla rete di Mancini di testa dopo una punizione di Dybala molto, molto bella. Dybala che impalla stasera. Roma che ha gestito il primo tempo senza mai soffrire e che l'Udinese è parsa in difficoltà sia in fase difensiva che soprattutto in fase offensiva, praticamente stava deludendo. Nel secondo tempo evidentemente c'è stato qualche scossone, abbiamo visto che dopo il pareggio mi pare che l'Udinese sta producendo qualche cosa. Certamente sia Samardžić che Thauvin erano, diciamo così, sottotono, poi Thauvin a questo gol si è un po' riscattato, ma Samardžić è ancora sottotono, insomma, sta soffrendo ancora la sua situazione. Possiamo dire che la Roma nella ripresa ha un po' applicato la melina, no? Nel senso che ha voluto mettere in conserva il risultato. A Mourinho stava bene l'1-0, ma quando si usa troppo la conserva si va a rischio di fare la frittata, no? In gergo tecnico. Sì, evidentemente la davano già per scontata, invece l'Udinese ha avuto questo motto di orgoglio che in qualche modo la inchioda per il momento sul pareggio, un pareggio che sarebbe veramente oro, perché la Roma in questo momento è una squadra in salute e l'Udinese, come sappiamo, sta mostrando le solite difficoltà. Insomma, ci manca un bomber e ci manca qualcuno che macina a centrocampo in maniera costante, ecco, diciamolo. E comunque sì, a questo punto sarebbe veramente oro, perché muove la classifica, ma soprattutto un pareggio a Roma dà anche morale. Soprattutto possiamo dire, Enzo, che la cura Cioffi sta dando i suoi frutti, perché molto spesso accade che quando parti bene
all'inizio, poi c'è la pausa della nazionale e questa nel bene e nel male può creare poi problemi nella ripartenza successiva dopo 15 giorni, tra parentesi, che i giocatori non ce li hai a tua disposizione, magari per rifinire, no? Meglio quelle che sono anche le ultime nozioni tecnico-tattiche importate dal nuovo tecnico che è subentrato a Sottil. Sì, certamente adesso mi pare che la Roma ha avuto un'occasione con Azmout che è stato sventato un po' da Silvestri. È chiaro che la Roma adesso sta cercando di spingere un po' di più perché vuole questi 3 punti, anche perché sappiamo che deve agganciare la zona europea, non deve perdere. Adesso ha perso, mi pare, la Lazio, e per cui è un modo anche per riscattare un po' nella stracittadina, no? Perché è chiaro che Roma, la gara tra Roma e Lazio è forse più potente che la gara per lo scudetto, diciamo così, per cui adesso cerca di vincere, anche perché anche Mourinho è un po' sotto scacco, non c'è una grande soddisfazione per la sua gestione, nonostante che la Roma abbia una squadra di tutto livello, perché come vediamo Lukaku stasera è un po' sottotono, ma Dybala mi pare che ha la testa sulle spalle veramente in maniera potente, perché sta gestendo la partita. Certo. Allora io approfitto, visto che ci sono anche le partite di pallacanestro in contemporanea per quanto riguarda la Serie A2, tutte e tre le regionali sono in campo, si sta giocando l'ultimo quarto, vi do velocemente gli aggiornamenti. Allora a 100 quando si gioca l'8º minuto del secondo quarto, anzi del quarto quarto, 173 Cividale 65. Trieste Forlì vede avanti Trieste 66-60, mentre per quanto riguarda Udine Rimini, Udine è avanti di 7 punti, anzi di 8 punti per la precisione, anzi 6 punti scusate, Udine 84, Rimini 78. Ripeto i risultati, le partite sono in corso, si sta giocando come detto l'ultimo quarto, 100 Cividale 76-65, Trieste Forlì 66-60, Udine Rimini 84-78. Chiaramente vi daremo, speriamo che le partite finiscano poi nel corso del nostro collegamento, onde evitare tempi supplementari. Per quanto riguarda invece un altro avvenimento sportivo molto importante che si sta disputando proprio in questo momento mentre andiamo avanti, si gioca il secondo singolare nella finale di Coppa Davis in corso a Malaga. L'Italia è già avanti per 1-0 perché ha vinto la prima partita. Nel secondo singolare, primo set, Sinner è avanti 4-2 contro Di Manoir. Dunque Sinner sta viaggiando bene sulle note previste per quanto riguarda la fase finale di questa stagione tennistica. Ripeto ancora, Italia ha vinto il primo singolare 1-0, adesso in corso l'altro singolare tra i due numeri 1, Sinner contro l'australiano. Sinner è avanti 4-2 nel primo set. Torniamo a Roma-Udinese, a Tenzo. Ecco, vedo che c'è una sostituzione adesso di Zelensky. Mi pare sia stato un po' di proteste prima perché c'è stata un po' di maretta in area dell'Udinese. In questo momento noi sappiamo che l'Udinese negli ultimi minuti soffre un po' anche le folate avversarie, e noi sappiamo che la nostra difesa qualche volta ha qualche defiance. Più di qualche volta abbiamo preso anche delle reti a bocce ferme, diciamo, su punizione, insomma, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti, perché questa partita a questo punto sta rivelando una partita molto interessante per il punteggio, e naturalmente non dobbiamo perdere l'occasione. Vediamo un momentino se sarà qualche sostituzione anche per l'Udinese, perché mi pare che la Roma esce Leandro e Paredes, entra Edoardo Bove, quindi sta cambiando un po' la gara, nel senso che mette forze fresche per dare l'ultimo salto, per cercare di portare questi 3 punti. Mourinho li vuole assolutamente, anche per salvare la sua situazione che è sempre in ballo. La società pare non sia molto contenta della sua gestione, lui non fa... Diciamo che non le fa sirene mistero, arabe stanno risuonando, ecco, anche esatto, verso i rival Tevere. lui non fa mistero di dare l'out-out finale, me ne vado, eccetera. E Ecco. questo chiaramente dicevamo che i petrodollari in un certo senso fanno gola un po' a tutti, no? Al di là della questione etica, mi pare che tutti stanno salutando e vanno a prendersi l'ultimo assegno magari della carriera in quel del Qatar, perché sanno benissimo che
comunque sia, non è un campionato importante, ma è importante soprattutto per il conto in banca. Questo non è bello dirlo, però bisogna anche rilevarlo e capire che se molti talenti se ne vanno c'è un perché, il perché è il denaro. Senti, i risultati del pomeriggio, da quello che vedo, sono un po' altalenanti per quanto riguarda anche in chiave movimento classifica, alcuni risultati buoni, alcuni risultati non buoni, no? Per quanto riguarda le dirette concorrenti per la lotta a salvezza. Mi ha sorpreso un po' Frosinone-Genoa, che in qualche modo Frosinone mi pare che è una rivelazione, comunque c'è una spina nel fianco per la classifica. E l'Udinese mi pare che deve stare molto attenta perché domenica, se non sbaglio, andiamo a Verona, o l'abbiamo col No, Verona? giochiamo in casa col Verona. Col Verona? Col Verona? Sì, col Verona alle 15 allo Stadio Friuli. Ecco, quindi diciamo che è una partita molto molto delicata, oltre che essere un derby del Triveneto, che sappiamo che è molto difficile ogni volta perché ci sono sempre scaramucce in campo anche sugli spalti, però è una gara che dobbiamo assolutamente cercare di farla nostra, sperando che tenga questo risultato, ma insomma io penso che anche per domenica rientra un po' Pereira. Ecco, qui manca un po' Pereira, si vede che manca Pereira, perché è un giocatore che riesce a trascinare, mi pare che adesso è rientrato a pieno titolo nei ranghi dell'Udinese e si è fatto una ragione di rimanere qui a terminare magari la sua carriera. Forse che perché dalle altre parti, come si dice, pecunia no olet, in un certo Esatto, senso, no? non penso che lui vada in Arabia Saudita perché insomma, mai dire mai, per l'amor di Dio, però mi pare che a Udine ormai sta diventando un punto di riferimento, forse sai anche per un giocatore di quel livello lì, essere considerato dalla stampa, dalla società, dai tifosi, lo ripaga un po' di tante amarezze che nella sua carriera un po' altalenante ha avuto. A Udine sta riscoprendo una terza fase, insomma, perché la seconda fase l'ha già avuta a Udine, è rimasto fermo, adesso è una terza fase, che comunque sia manca per l'Udinese, ecco, ma mi pare che ha segnato la Roma. Ecco, in questo momento ti confermo, Roma nuovamente in vantaggio a meno di 10 minuti dal termine con Dybala che ha infilato il nostro portiere, dunque Roma 2, Udinese 1, esattamente al 35esimo, quasi 36esimo minuto del secondo tempo. Secondo te 5 minuti di recupero? Quello che temevamo che la Roma dava l'assalto appunto ai 3 punti e naturalmente Dybala si è incaricato di farlo personalmente. Sì, penso saranno Diciamo che Dybala è un attimo ritornato sul campo di gioco, magari dopo una breve pausa nel corso del secondo tempo. Evidentemente gli è stato chiesto qualcosa in più, anche perché Lukaku oggi mi pare che non dà quella affidabilità che dava in passato. Mi pare che Lukaku, visto nella Roma, non è il Lukaku dell'Inter, no? No, assolutamente, ma penso anche dal punto di vista psicologico il giocatore deve aver risentito, perché insomma all'Inter era un po' coccolato ed era anche apprezzato. A Roma è un altro ambiente, insomma, no? O fai il risultato o altrimenti se vai altalenante come lo fa lui, qualche volta è anche decisivo, ma non sempre. Mi pare che sta cercando un po' non so se si è pentito di andare a Roma, ma probabilmente ha dovuto andare a Roma perché non c'erano altre squadre che lo volevano. La stessa idea che dico che il Milan cercava di portarlo a casa, ma si sa benissimo quando si cambia sponda nella stessa città diventa un problema per cui qualcuno magari prova a ingaggiarlo per questo. Allora, apriamo un attimo, scusa Enzo, apriamo un attimo la parentesi per il basket. Abbiamo un risultato finale purtroppo non positivo per quanto riguarda le nostre regionali, è terminata a 100, dunque 100 batte Cividale 78-67. Mentre siamo agli sgoccioli per quanto riguarda Trieste e Forlì, con Trieste avanti di 11 punti, praticamente partita già messa in scarsea, come direbbe qualcuno, 74-62. Siamo alle fasi finali anche al Pala Carnera con Udine 88, Rimini 80. Dunque ripetiamo, finale 100 batte Cividale 78-67. Trieste 74, Forlì 62, Udine 88, Rimini 80. Torniamo al calcio. Ecco, volevo dire che per Cividale diventa un po' un problema in questo momento, perché un'altra sconfitta lo mette veramente in ambascia. Ecco, la Roma ha sostituito Dybala con
Christensen, e quindi Dybala ha fatto il suo e adesso la Roma cerca di correre i pari per chiudersi e naturalmente tenere questo risultato che gli va non bene ma strabene. Certo. L'Udinese ormai dovrà... Prego. Sì? L'Udinese ormai dovrà No, dicevo, vai. andare all'attacco, perché 2-1 o 3-1 non cambia niente, dimostrare un momentino, se ha un momentino, come si dice, gli attributi. Chiaro. Allora noi diamo un attimo la parola ai nostri amici silenziosi, perché non prendiamo contributi pubblici, non viviamo di canone, ma viviamo di pubblicità. Dunque un break pubblicitario, 70 secondi e poi siamo di nuovo in diretta con voi. Cosa è Made in Carnia? È un portale informativo e una piattaforma e-shop di proprietà del gruppo Friuli TV. Diamo spazio alle attività della Carnia mediante servizi informativi, trasmissioni mirate, linee dirette con i sindaci e le amministrazioni. Inoltre puoi vedere le trasmissioni di Carnia Web TV, con speciali settimanali e on demand. Stiamo allestendo e configurando la piattaforma con i vari inserzionisti. Vuoi essere presente anche te o avere informazioni dettagliate? Non esitare a contattare il nostro ufficio marketing via mail a info@friulitv.net oppure al numero 371-521-3748. Un nostro responsabile vi illustrerà nel dettaglio il progetto e le relative soluzioni commerciali. Made in Carnia, il portale della Carnia, è un marchio Friuli TV. E par concludi io soi Carnia Voice, la voce dalla Carnia. Un mandi e i visi chi sarin la prossime settimane a Force di Sore. Bene, torniamo in studio dopo questo passaggio pubblicitario importante. Come avete sentito, anche importanti novità. Questa è una voce creata artificialmente dal computer, perché noi andiamo avanti anche con le nostre iniziative. Made in Carnia è il nuovo portale web che sta iniziando la sua parte operativa per quanto riguarda i prodotti tipici della Carnia, che verranno messi poi attraverso l'e-commerce e le shop, ma nel contesto ci sarà anche la parte editoriale con trasmissioni e notizie dedicate al territorio. Come avete sentito, insomma, una voce fuori campo creata esclusivamente al computer, elaborata dal nostro ufficio tecnico, dal nostro responsabile tecnico Giuseppe Quattrin, insomma. Siamo qua, lavoriamo, stiamo seminando, non siamo, come si dice, internazionali, ma di più. Torniamo al calcio, dunque mancano pochi minuti, più recupero allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 2, Udinese 1, ripeto i marcatori, vantaggio capitolino al 20° del primo tempo con Mancini che di testa anticipa la difesa friulana e batte imparabilmente Silvestri. Al 13° del secondo tempo però l'Udinese riacciuffa il match grazie anche in questo caso a un colpo di testa di Towen che anticipa anche lui la difesa piazzata romanista, infila Rui Patricio, ma al 35° Dybala si risveglia dal momentaneo stand-by e infila Silvestri per il 2-1. Prima di passare la linea a Enzo Cataruzzi andiamo a vedere se abbiamo anche gli altri risultati per quanto riguarda le partite di basket. Ormai sono quasi finali, stiamo solo attendendo che il computer ci dia la conferma. Ricordo che Cividale è uscita ai noi sconfitta dalla trasferta di 100 per 78-67, ennesima sconfitta, ennesimo risultato negativo per la formazione ducale, che chiaramente cambia un po' le carte in tavola, ma per fortuna nella pallacanestro non è come il calcio, nulla è ancora deciso. È finita la partita a Trieste, con Trieste che ha battuto Forlì 79-62. Siamo agli sgoccioli anche al Pala Carnera, con Udine avanti di 5 punti, 90-85 su Rimini. A te, Enzo. Ecco, è interessante vedere la statistica della partita di Roma-Udinese, dove il possesso palla per la Roma è il 66% contro il 33% del virgola, non le metto, dell'Udinese, 4 tiri in porta per la Roma, di cui 2 reti, e 2 tiri in porta per l'Udinese, di cui 1 rete sola. Quindi vuol dire che le due squadre si stavano in qualche modo risvegliando nel secondo tempo, però insomma l'Udinese sta soccombendo e penso che sarà difficile riprendere la partita, se non con un attacco magari forsennato, con Luca
che in questo momento difende il pallone, lo attacca ancora, sta cercando di pressare, ma vediamo un momentino se la Roma protesta. Mi pare nel frattempo c'è stato cartellino rosso per Foti, il vice di Mourinho, per cui la partita è sempre molto molto calda. Volevo dire tanto per rimanere nella media, tanto per rimanere esatto, nella media. esatto. Volevo dirti che ci vedono anche in Argentina, perché ho avuto una telefonata dall'Argentina dove seguono la trasmissione, quindi insomma salutiamo, anzi volevo permettimi una cosa, mi sono dimenticato di salutare anche gli amici del Canada, del Fogolar Furlan di Toronto, che ci seguono anche loro attraverso il nostro sito friulitv.net e anche attraverso le nostre pagine social, visto che andiamo in simulcast, come si dice in gergo tecnico, in diretta in contemporanea. Chiaramente lavorando sul web abbiamo la possibilità di essere visti in tutto il mondo, isole comprese, come direbbe qualcuno. Dove c'è una connessione internet si riceve anche il segnale di Friuli TV, visto che siamo una web TV. Ti do i finali, ecco, abbiamo anche il finale per quanto riguarda la partita di Udine di pallacanestro, così approfitto anche per fare il riepilogo della giornata di basket, anche se ci sono pure partite che sono cominciate. Ha fatto il terzo. Ecco, andiamo a 3 e tanto bene, facciamo 3-1. Ecco, se non sbaglio, ha segnato, scusa? El Shaarawy. El Shaarawy, dunque a pochi minuti dal termine El Shaarawy porta il risultato proprio al 90esimo. Lui ha scoccato il gol del 3-1, quindi come vediamo insomma c'è stato un allungo della Roma che ha voluto ribadire la supremazia della squadra. Possiamo dire, Enzo, che i primi 20 minuti del secondo tempo l'Udinese ha approfittato più che altro del momento di stanchezza per modo di dire, l'abbiamo detto, Mourinho probabilmente ha voluto mettere in conserva la partita nella ripresa, col fatto che stava vincendo 1-0, l'Udinese ha approfittato, ha avuto quelle due occasioni, una è stato bravo il portiere a evitare il gol con un intervento in 2 tempi e poi c'è stato il pareggio, dopodiché la Roma è tornata, come si dice, in barca, ha rimesso la barca sul Tevere e sono arrivati poi chiaramente i 2 gol. D'altronde lo stiamo dicendo, il possesso palla è 66, quasi 70% per i giallorossi e 30. Ecco. Secondo te, sempre nell'attesa e nella speranza che i miracoli nel calcio possano accadere e la Deo Palla ci faccia magari la sorpresa, ma non si sa mai, come si dice, 5 minuti di recupero può capitare tutto. Secondo te questa sconfitta, alla fine, se andiamo a analizzare poi la partita, è una sconfitta che rivede un po' tutti i piani dell'allenatore oppure ci può stare perché comunque vai a giocare a Roma? Penso di no, non dico che era messa in conto, per l'amor di Dio, in calcio non si mette mai in conto niente, serve sempre di portare a casa il risultato, però insomma contro la Roma, a Roma il risultato era già quasi diciamo così, fissato, ecco. Però bisogna vedere un momentino che cosa succederà negli spogliatoi. Certamente l'1-1 dava quella speranza di portare via un punto da Roma. Ora la partita con il Verona diventa una partita più importante del solito perché è la concorrente anche perché la classifica dietro si muove, davanti e dietro si sta muovendo, come abbiamo detto i risultati del pomeriggio non fanno stare molto tranquilli perché chiaramente era meglio pareggiare sta partita alla fine. Esatto, quello per essere chiari. Bene, e quindi poteva creare un po' di tranquillità anche negli spogliatoi, dare un po' di autostima anche ai giocatori. Però, allora prima di passarti la parola per concludere, in caso di gol mi puoi interrompere in qualsiasi istante, vi do i risultati finali, riepilogo per quanto riguarda la pallacanestro perché abbiamo anche molti amici che ci stanno guardando amanti del basket. Allora, per quanto riguarda questa giornata, diciamo 2 risultati positivi e uno ai noi negativo. Allora, 100 batte Cividale 78-67, Trieste batte Forlì in casa 79-62 e Udine ha battuto al Palacarnera Rimini 92-87. Dunque 2 risultati positivi, uno ai noi negativo. E che mantiene le 2 squadre importanti, Udine e Trieste, sono diciamo ancora attaccate al treno playoff, mentre Cividale chiaramente adesso deve guardare un po' più da dietro e cercare insomma di entrare nella famosa pool dedicata ai playout. Ma ricordiamo che nella pallacanestro tutto è possibile e niente impossibile. Ecco, torniamo per gli ultimi minuti a te la linea. Ecco, pare che la Roma spinga ancora e pare che l'Udinese non sembra in grado di riaprire il match. Quindi diciamo che il 3-1 è la chiusura definitiva della partita,
anche se come dici tu nel calcio i miracoli esistono, però in questo caso non vedo un miracolo, manca ancora un minuto alla fine e mi pare che la squadra si sta barcamenando su questo risultato. Volevo dirti che per quanto riguarda il basket di Udine, mi pare che questa vittoria è una vittoria molto importante e anche a Trieste, che veniva criticato l'allenatore le prime gare, mi pare che si è ripresa molto bene con delle vittorie consecutive di buon auspicio, no? Tu che segui il basket, cosa ne pensi? Certo, beh, è una vittoria importante come detto, perché anche Trieste ha avuto un momento di sbandamento, mentre Udine diciamo sta viaggiando sui ritmi dell'anno scorso per quanto riguarda insomma la zona promozione. Poi chiaramente siamo appena alla prima fase, il clou scatterà poi quando c'è la famosa fase a orologio con i vari playoff, con i vari gironi, perché a fine maggio sapremo poi le sentenze definitive, chi va su, chi resta e chi va giù, no? In un certo senso. Per quello dicevo, la pallacanestro è bella per questo. Intanto vi do un aggiornamento per quanto riguarda la Coppa Davis. È appena terminato il primo set, Sinner si è imposto 6-3 su De Minaur, dunque Sinner avanti 1-0 nel primo set della seconda sfida del singolare. Ricordiamo che l'Italia è in vantaggio 1-0 perché anche l'altro nostro tennista in campo ha vinto il suo match, dunque Italia 1, Australia 0, Sinner è in vantaggio per 1-0 nel primo set. Adesso inizierà tra pochi minuti il secondo set. Ci auguriamo che Sinner metta in bacheca il secondo punto, che vorrebbe dire riportare l'insalatiera d'argento in Italia dopo 47 anni da Santiago del Cile. Non sarebbe così male, no? Tanto per essere Sarebbe chiaro. una pagina storica anche per la giornata dove Bagnaia oggi è diventato campione del mondo, sarebbe veramente una cosa molto importante anche per dare delle notizie a 360 gradi su tutto lo sport, non solo il calcio, insomma, no? E questo mi pare che Sinner ha avvicinato al tennis molti tifosi, anche che non guardavano mai il tennis, e in questo momento mi pare che è un successo eccezionale, oltre che il tennista, diciamo così, altoatesino si dimostra una persona anche di un certo livello, anche fuori dal campo, quindi è un esempio anche per i giovani e questo fa ben sperare anche per il clima che stiamo vivendo in questo momento. Certo, ricordiamo che l'unica Coppa Davis vinta dall'Italia parla anche friulano, perché in quella squadra il secondo singolarista era Corrado Barazzutti, che è nato a Udine e poi si è trasferito con la famiglia fuori confine, però c'è anche un po' di Friuli in quella competizione. È dappertutto. Intanto è finita la gara a Roma 3-1, il gol di Mancini, di Balla e Shaarawy, e per noi ha segnato Toveng. Insomma, questo è il tabellino che non è una sconfitta impietosa, perché insomma l'Udinese non ha fatto granché per limitare i danni, e la Roma naturalmente ha messo una marcia in più giocando anche in casa. Insomma, dispiace, ma non è un contraccolpo così significativo a mio modo di vedere. Quello col Verona invece è un'altra gara, insomma. Beh, bisogna, come hai detto tu adesso Enzo, chiaramente rimettere i ferri in acqua, fare un attimo un'analisi, prepararsi bene, c'è una settimana comunque di tempo per migliorare, recuperare magari qualche giocatore, provare anche qualche soluzione tecnico-tattica in vista appunto del match di domenica alle ore 15 allo Stadio Friuli, quando arriverà l'Hellas per il famoso derby del Triveneto, che insomma è molto sentito. Ci auguriamo tutti sia... Ma speriamo insomma che sia positivo sotto tutti i punti di vista, no? Perché magari... Certo. Allora, noi non abbiamo detto anche un'altra bella notizia, e lo sto dicendo adesso, facciamo i complimenti a Lisa Vittozzi che oggi si è imposta nella prima gara della sua categoria di biathlon, nei 15 chilometri. L'azzurra insomma ha fatto praticamente con un solo errore, pensate, nei 15 chilometri della sua gara individuale di biathlon si è imposta anche con un tempo veramente incredibile. Infatti il titolo di Eurosport è Super Lisa Vittozzi, davanti per un decimo, però ha fatto veramente una gara incredibile sull'anello di
Östersund, battendo la sua diretta rivale, la tedesca, che era lì proprio per questioni di cronometro, ma soprattutto la campionessa sappadina ha dimostrato ancora una volta la sua freddezza fondamentale quando il tempo era tiranno, ma soprattutto ha dimostrato la sua freddezza a centrare gli obiettivi durante i tiri con la carabina. Dunque complimenti a Elisa Vittozzi per questa vittoria, prima gara di Coppa del Mondo, già, come si dice, portato a casa ha già timbrato il cartellino in gergo tecnico. Allora Enzo, direi che possiamo andare a chiudere questo appuntamento con la nostra diretta speciale udinese. Domenica torneremo praticamente, non dico normali, ma quasi, nel senso che ogni settimana cerchiamo anche noi un po' di variare. Saremo chiaramente probabilmente domenica allo stadio per seguire da vicino Udinese Hellas Verona, e insomma una sconfitta, ripetiamo, che ci poteva stare, però l'amaro in bocca resta sempre, perché l'Udinese è stata capace comunque di recuperare nella ripresa, ci aveva un po' illuso, poi chiaramente la Roma ha tirato fuori gli artigli, Mourinho probabilmente ha dato la svegliata giusta, e nel giro, insomma, negli ultimi 10 minuti hanno chiuso ogni discorso per quanto riguarda questo match. Ricordo, per chi si fosse messo in ascolto audio video in questo momento, Udinese a Roma batte Udinese 3-1, Mancini al 20° del primo tempo aveva portato in vantaggio i capitolini, pareggio di Toven al 13° della ripresa con un perfetto colpo di testa che ha infilato Rui Patricio, poi Dybala al 35° e Shaarawy proprio all'inizio dei 5 minuti di recupero hanno spento ogni velità eventuale per cercare addirittura la vittoria. Ma ripetiamo, una sconfitta pesante per il risultato, però ci auguriamo insomma che questa settimana mister Cioffi riesca a rimettere i ferri in acqua, studiare, recuperare magari qualche giocatore e soprattutto dare la carica giusta in vista del match contro il Verona in programma, come detto, domenica prossima alle ore 15 allo Stadio Friuli. Io direi che possiamo chiudere qui. Ringraziamo Enzo, i nostri amici vicini e lontani, per la visione e l'ascolto, e diamo appuntamento a tutti voi per quanto riguarda i nostri live nel corso della settimana, anche con degli speciali che realizzeremo sul territorio. L'informazione continua su friulitv.net con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Per quanto mi riguarda, dalla lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima. Mandi. Cosa è Made in Carnia? È un portale informativo e una piattaforma e-shop di proprietà del gruppo Friuli TV. Diamo spazio alle attività della Carnia mediante servizi informativi, trasmissioni mirate, linee dirette con i sindaci e le amministrazioni. Inoltre puoi vedere le trasmissioni di Carnia Web TV con speciali settimanali e on demand. Stiamo allestendo e configurando la piattaforma con i vari inserzionisti. Vuoi essere presente anche te o avere informazioni dettagliate? Non esitare a contattare il nostro ufficio marketing via mail a info@friulitv.net oppure al numero 371-521-3748. Un nostro responsabile vi illustrerà nel dettaglio il progetto e le relative soluzioni commerciali. Made in Carnia, il portale della Carnia, è un marchio Friuli TV. E par concludi io soy Carnia Voice, la voce dalla Carnia.
Un mandi e i visi chi sarin la prossime settimane a forza di sore.